Buongiorno, oggi prepareremo dei tagliolini con filetti di triglia, zafferano, finocchietto selvatico, pinoli e uvetta passa. Quindi al posto degli spaghetti abbiamo realizzato dei tagliolini di pasta fresca, al posto delle sarde stiamo utilizzando dei filetti di triglia e come gli altri ingredienti più o meno rimangono quasi uguali alla ricetta originale, i quali sono praticamente dell'aglio, della pasta d'acciughe, pinoli nazionali tostati, del finocchietto selvatico sia fresco e anche realizzato a pesto, degli stimmi di zafferano, dell'uvetta passa e dell'olio extravergine di oliva. E iniziamo a preparare il piatto. Come primo procedimento dobbiamo tagliuzzare 2 filetti di triglia. Iniziamo a preparare la salsa, quindi in un padellino facciamo riscaldare un po' di olio. In cui faremo rosolare uno spicchio d'aglio. Una volta che l'aglio è rosolato, aggiungiamo i nostri filettini di triglia che avevamo precedentemente tagliuzzato. Li lasciamo rosolare un minuto. Sfuma leggermente con del vino bianco. Lasciamo evaporare del tutto, aggiungiamo un po' di brodo di pesce, andiamo quasi a far disfare i filetti di triglia, aggiungiamo un po' di pasta d'acciughe così da rafforzare leggermente il sapore e continuiamo ad aggiungere gli ingredienti in successione. Quindi andiamo con il pesto di finocchietto selvatico, l'uvetta passa, i pinoli nazionali tostati ed aggiungiamo gli altri 2 filetti di triglia lasciati interi. Lasciamo cuocere qualche minutino in modo così che la salsa si insaporisca e si restringa e intanto possiamo andare a lessare i tagliolini in acqua bollente precedentemente salata. Quando la cottura dei filetti di triglia è quasi pronta andiamo ad eliminare l'aglio. Mettiamo da parte i filetti di triglia interi che ci serviranno al momento del servizio da mettere sopra ai tagliolini e andiamo a completare con l'ultimo ingrediente, i pistilli di zafferano. Intanto la nostra pasta è già pronta, quindi la andiamo a scolare. La versiamo nella salsa. Aggiungiamo un filo d'olio d'oliva crudo. La lasciamo insaporire alcuni minuti, così far sì anche che si asciughi leggermente. Ed ora andiamo a preparare il piatto. Andiamo a completare il piatto, quindi abbiamo i nostri tagliolini, andiamo a realizzare un bel nido. Andiamo a mettere tutti
gli ingredienti che compongono il piatto sulla pasta. Aggiungiamo i 2 frinettini di triglia che precedentemente avevamo messo da parte e andiamo a completare con dei pezzi di finocchietto selvatico e, tanto per dare ancora una nota di colore in più, una buccetta di pomodoro disidratata. E il piatto è completo. Buon appetito!